La giuria ha già espresso un voto per la prima uscita delle ragazze con il loro abito, adesso questo voto potrà essere confermato, aumentato o diminuito, in base ovviamente al gusto della giuria, perché adesso le ragazze le vedremo con il voto ufficiale del concorso. Cosa accadrà? Noi le vedremo prima, lo dico anche ai giurati, una alla volta, nell'ordine ovviamente che abbiamo viste prima. Poi le vedremo anche gruppi di 4, in modo che eventualmente potete fare dei confronti, quindi vi anticipo questa cosa, quindi avremo modo di vederle con il body 2 volte. Le ragazze sono prontissime, qui io non le faccio parlare, quindi lasciamo loro la passerella, io citerò solo il loro numero e il loro nome, e quindi la concorrente numero 1 è sempre Martina. Serena, concorrente numero 2. Che è la concorrente numero 3. Giorgia, la concorrente numero 4. Così le vediamo mano a mano che hanno sfilato. Eccole. Se volete fare un passo avanti, avvicinatevi pure fino proprio alla passerella, così anche i fotografi possono fare. Fatela tutti insieme. La concorrente numero 5, lei è Giada. Jessica, concorrente numero 6.
E quindi andiamo con la concorrente numero 8, che è Claudia. Quindi rivediamo la numero 5 Giada, la numero 6 Jessica, la numero 7 Marica e la numero 8 Claudia. Numero 9 Angelica, pronta. Ecco, concorrente numero 9 Angelica. Al numero 10 c'è sempre Carmen. Andiamo con la concorrente numero 11 che è Anna. La numero 12, lei è Beatrice. Angelica numero 9, Carmen numero 10, 11 Anna, 12 Beatrice.
arriva al numero 15. Con numero 16 Melania. Con la numero 13 Valeria, la numero 14 Sara, la numero 15 Claudia e la numero 16 Melania. Scendere il gruppo e andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 17, lei è Beatrice. Andiamo con la numero 19 che è Elisa. Numero 19 Elisa. Chiude questo bellissimo gruppo di 21 concorrenti, la numero appunto 21 che è Asia.
le chiamiamo fuori tutte e 5 che è l'ultimo gruppo: Beatrice, concorrente numero 17, quindi Giulia, concorrente numero 18, poi abbiamo Elisa con il numero 19, abbiamo Gloria con il numero 20 e Asia con il numero 21. Palcoscenico, ma io so una cosa certa, che prima che venga ritirata la scheda ai giurati le rivediamo tutte insieme, perché ci vogliono salutare con il podio ufficiale di Miss Italia. Quindi andiamo con la base di prima e eccole qui nuovamente tutte insieme. Un applauso per loro. Noi vi facciamo rientrare in camerino e poi vedrete cosa succede. Intanto è dalla numero 1, prego, passa fate il giro da questa parte, fate il giro da questa parte e entrate in camerino. Eccoci qua. Bene, loro intanto rientrano, sono tanti, si incastrano, sì. Non vi fate gli sgambetti però, questo si sa mai. Scherzo, sono invece, guardate, uno pensa chissà che cosa, perché uno invece in camerino sono ragazze che si trovano in tante serate, è chiaro che c'è un minimo di sana competizione, è ovvio che ci sia, però sono ragazze che alla fine fanno un percorso tutte assieme, ci sono tante serate da fare che alla fine diventano amiche, poi magari ce lo potranno confermare anche delle nostre amiche che saliranno tra qualche istante sul palco. Così come pure vorrei invitare coloro che sono coinvolti nelle premiazioni, prima salute degli accordi, a posizionarvi già da questa parte, perché poi vi saranno consegnate le fasce, chiameremo fuori tutte le ragazze. Noi abbiamo tanti appuntamenti che ci stiamo preparando ad affrontare per l'estate, quindi ogni serata usciranno delle finaliste regionali, ma intanto vediamo che succede. Io non racconto barzellette, quindi vi racconto, se volete mi date il libro sulla storia del centro emisfero, io ve la racconto volentieri, ma non racconto barzellette, evito questa cosa perché o si sanno raccontare. Allora io chiacchiero con voi fino a che poi c'è sempre la rocchetta che mi passa l'acqua, noi ormai siamo qui in attesa. Il problema è quando ci sono i pari merito e mi dicono che ce n'erano. Allora vi svelo quello che succede, perché non ci sono segreti con Miss Italia, le schede sono sempre a disposizione delle ragazze se vogliono fare la verifica. Quando c'è un pari merito, una persona va a vedere, c'è un presidente di giuria e c'è un segretario, a quel punto lì si vanno a vedere i voti che singolarmente, se la numero 25, dico questo numero che non c'è, se non facciamo un ha un pari merito con il numero 26, si va a vedere il presidente di giuria chi ha messo il voto più alto, quindi ecco che bisogna andare a verificare le schede, quindi secondo me questo tempo è dato dal pari merito, ma no, attendiamo le ragazze, anzi sapete che io richiamerei le ragazze perché io mi sento più tranquillo in compagnia delle nostre concorrenti. Giulia, mi mandi le 21 concorrenti sul palco tutte insieme, si possono avere le 21 concorrenti sul palco insieme a me, grazie. Mi fanno compagnia, scusate, io non ho capito perché il pubblico dell'emisfero deve avere me oggi sul
palco. Quando abbiamo delle bellissime ragazze, delle ragazze simpatiche, sono state bravissime, perché comunque sono state brave, facciamole salire sul palco e attendiamo con loro il verdetto. Forza, tutte insieme, dai, ritornate sul palco. Eccole qua. Perché poi alla fine le protagoniste, come dice Patrizia Merigliani, le protagoniste di Miss Italia sono loro. E queste sono. E va ragazze, tese? Emozionate? Adesso uno è sempre sotto le telecamere, perché uno ha le telecamere. Andate a vedere le foto di come erano all'inizio e come sono adesso. La tensione si fa vedere, la tensione sta. Però insomma, io lo richiedo, facciamo un applauso per loro, perché guardate che sembra facile stare seduto sotto un palco e guardare loro, sembra tutto molto facile, tutto molto automatico. E invece sono brave perché affrontano questa passerella, ci credono e ci tengono a fare bella figura e Miss Italia, lo spettacolo di Miss Italia sono loro, è inutile raccontare, e loro sono qui protagoniste e il nostro augurio è quello magari di vedere una ragazza di quelle che è qui con noi oggi, magari vederla in diretta sulla 7 da Jesolo per la finale nazionale, sarebbe bellissimo e può succedere perché è successo e potrebbe anche risuccedere, ma la cosa straordinaria è che magari potrebbe succedere alla ragazza che oggi potrebbe anche non vincere, magari che in un'altra selezione ce la fa, proprio perché Miss Italia non finisce mai, fino a quando ci sono delle giurie sempre diverse, tutte le sere, con gusti particolari per ogni giurato. Questo garantisce a tutte le ragazze la vera opportunità di poter arrivare in alto in questo concorso. Quindi voi state i genitori, parenti, fratelli, fidanzati, chi ha il fidanzato tra voi qui? Alzate la mano, su, abbiate ancora, fate alzare. Bene, chi ce l'ha a casa? Chi ve l'ha detto che è a casa? Una di queste scappa a prendere il telefonino a fare una telefonata, punto, dove sei? Che hanno detto che tu. Allora, chi è single? Come si fa? Come si fa? Allora, tanti giornalisti, comunicati stampa, poi li facciamo noi, quindi non diciamo nulla, resta tra noi la cosa. A me piacerebbe veramente farle parlare tutte quante, perché poi noi ci conosciamo, in carriera stiamo insieme, posso garantire che sono tutte ragazze che hanno qualcosa da dire, però per scelta noi quando le facciamo fare l'intervento al microfono all'inizio dello spettacolo vogliamo che siano cose molto, molto semplici, perché lungi da noi il metterle in difficoltà, quindi dicano l'essenziale, però davvero sono ragazze molto molto in gamba, studiano, lavorano, si dedicano a tante belle cose, poi c'è anche chi ha famiglia e quindi ha un impegno ancora più importante, e quindi complimenti a lei. Giulia, hai notizie? Altrimenti stasera decide il presentatore. Chi vince? Siete in 6, vi divido in gruppi di 4, avanza anche qualcosa, e così vi assegno le fasce. C'è? Scusate, adesso vado a prendere l'appunto e poi spero di riuscire a leggerlo, perché vuoi vedere se... non mi mollate, fate l'applauso, fino a che non mi rivedete, fate anche voi, fate l'applauso. Bravi, arrivo, dai, ancora uno sforzo, ancora più forte, ancora uno sforzo. Eccolo qua. Cambiato? No, voglio più che serve a me, perché siccome scrivo di numeri, questa è la mia scaletta personale ed è l'unica della quale mi fido, per quanto, scherzo ovviamente, però magari ho qualche dato in più. La cosa più difficile è evitare che loro guardino, perché hanno degli occhi
Avete, guarda, io mi sono girato, guardate come sono concentrato sul mio foglietto, io devo girare. Allora, dove mi metto io? Beh, mi è andata bene, pensavo che mi dicessi esci, ma indicavi la porta per andare via o nell'angolo? Ah, ok, posso mettere, grazie. Allora, io chiamerei innanzitutto Alessandra Loro. Ha fatto parte della giuria, grazie Alessandra per esserci venuta a trovare oggi. Ricordiamo con grande simpatia la vostra finale che avete organizzato al Columbus Thermal Pool di Abano. La fascia che lei andrà a consegnare è la fascia Thermal Institute e questa fascia va alla concorrente numero, girati Alessandra verso Tino e verso gli altri fotografi, concorrente numero 6 Jessica Roselieri, e lei la vincitrice della fascia Thermal Institute, sesta classificata. Grazie Alessandra. Stai pure leggendo, stai un passo avanti. Ed ora andiamo con la quinta classificata che si aggiudica il titolo di Interflora, con noi a premiare Mauro Torresano. Buonasera Mauro, buonasera a lei. Quinta classificata a titolo Interflora. Quinta classificata di questa selezione qui all'emisfero di Bassano è la concorrente numero 15, Claudia Mazzolini. Dov'è? È lei. Stai pure avanti, stai pure qui vicino. No, lei può andare, la liberiamo, grazie di tu, stai pure qui. Quindi andiamo a chiamare Antonio Nocentini che andrà a premiare la quarta classificata con la fascia tricologica. Buonasera a lei. Fascia tricologica, Miss Tricologica va alla quarta classificata e lei è la concorrente numero 18 Giulia Divato. E a questo punto chiamiamo Lina Cecchin che andrà a premiare la terza classificata. Buonasera a lei. Terza classificata è la concorrente numero, giri la fascia, eccola, 16 Melania Cristiani. Silvia Zoccarato con noi sul palco. Buonasera anche a lei. La seconda classificata si aggiudica la fascia di Miss Rocchetta Bellezza e questa fascia va alla concorrente numero 12 Beatrice Mastrotto. Vorrei sul palco anche Marta, però per le premiazioni vorrei piacere anche Marta Galeria sul palco insieme a noi. Grazie ancora, grazie ancora. State ai lati una da una parte e una dall'altra, dai, mi fa piacere vedervi vicino alle nostre ragazze. E a questo punto con la Corona Miluna arriva Paola Rizzotti. Ecco Paola che arriva, responsabile dell'agenzia modashow.it che cura l'organizzazione di Miss Italia. Dove scappi Paola? Miss Italia in Veneto oggi è stata una giornata bella, intensa e piacevole, e quindi ti chiedo com'è andata.
Innanzitutto dico grazie alla direttrice per aver ospitato questa tappa del concorso, è stato veramente un grande piacere essere qui. Le ragazze, cosa devo dire? L'avete visto anche voi come giurati, se ne parlava prima, sono tutte molto belle, brave, preparate, ma soprattutto motivate e molto convinte. Diciamo che Miss Italia è appena cominciata, quindi ci saranno altre tappe. Come si dice sempre, ci deve essere una vincitrice, però insomma io vorrei fare un grandissimo applauso a tutte le altre che veramente meritano, ma sicuramente avranno la possibilità nelle prossime tappe di poter aggiudicarsi una fascia. Grazie. Molto bene. E adesso arriva il momento più bello, e momenti brutti non ce ne sono mai a Miss Italia, però meno bello, perché è il più bello perché sappiamo che nel momento in cui andremo a proclamare la vincitrice c'è una ragazza e probabilmente le famiglie, i genitori, io ringrazio sempre le famiglie perché il bello di Miss Italia è che queste ragazze arrivano con le mamme, con i nonni, con i papà, con i fidanzati ed è molto bello questo perché dà l'idea di quella che è l'importanza di Miss Italia nel costume italiano. Questa è una cosa molto piacevole per noi, quindi è un momento bellissimo per chi vincerà e un po' meno bello per le altre, però lo ricordiamo che le selezioni saranno ancora tante e le possibilità ci sono davvero, quindi come in tutti i lavori, come in tutte le volte che si vuole avere una grande occasione bisogna combattere per averla, quindi noi invitiamo fin da ora, penso di poter parlare a nome di tutto lo staff di Monoshow.it, a partecipare a tutte le prossime selezioni perché Miss Italia continua, il percorso è ancora molto lungo perché dovremo arrivare alle finali regionali di agosto, quindi pensate un po' voi, però dobbiamo conoscere il nome di Miss Emisfero Bassano. Miss Emisfero Bassano 2016, scusate, volevo tenermi un anno di meno, alla mia età uno comincia a tirarsi un po' indietro, ma invece siamo nel 2016. Miss Emisfero Bassano, ditelo voi l'anno? È la numero 5, Gianna Toldo! Adesso coperte da loro, state bravissime. Grazie alle nostre ospiti Marta e Valeria, grazie alla direzione del centro commerciale del Ministero, grazie a Mario Rizzoni, grazie allo staff di Monoshow.